la magistratura ancora tiene botta e svolge, diciamo, il suo compito, conosce il sacrificio, conosce la capacità anche di svolgere i propri compiti andando oltre che sono, diciamo così, gli steccati del dovere in senso stretto. Una vita al servizio della giustizia, quella di Pietro Calogero, morto a Padova a 86 anni, come testimoniava in questa intervista realizzata all'apertura dell'anno giudiziario a Venezia nel 2012. Magistrato simbolo della lotta all'eversione degli anni 70, ha legato il suo nome all'inchiesta che esattamente 47 anni fa, il 7 aprile del 1979, portò in carcere Emilio Vesce, Oreste Scalzone, Toni Negri e gran parte dell'organigramma del movimento di autonomia operaia. Molti degli incarcerati risultarono non imputabili per la giustizia italiana, tanto che in quegli anni fu coniato il termine teorema Calogero. Tra le persone a lui vicine, l'ex sindaco di Padova ed ex ministro Flavio Zanonato. Mi mancherà moltissimo perché continuavamo a vederci in un gruppetto di amici almeno una volta al mese, poi c'era una festa poco prima di Natale. È una persona squisita, mossa da un senso di giustizia e di imparzialità nelle sue indagini davvero ammirevoli, per cui se si rendeva conto di imboccare un percorso sbagliato lo abbandonava e ripartiva cercando ulteriori elementi nella giusta direzione. Procuratore capo a Padova per oltre 15 anni, Calogero ha concluso la sua carriera come procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia. Siciliano d'origine, madre vietnamita, si è laureato a Messina nel 1963 e aveva compiuto 86 anni lo scorso dicembre. Non basterebbe un libro a ricordare il lavoro di Pietro Calogero, davvero mio grande amico, è morto a 86 anni e quindi ha vissuto abbastanza a lungo, però non a lungo, aveva ancora un'enorme voglia di vivere. Nella ultima vicenda sul referendum si era impegnato per far votare no, quindi aveva una vivacità mentale ancora fresca. Purtroppo ha vissuto a lungo ma non abbastanza per quanto avrebbe voluto ancora fare. I funerali si terranno venerdì prossimo alle 15:30 nella chiesa di Rubano.